Andiamo a Carpi Perugia, Antonello Brughini. Il Perugia è dentro la zona che assicura i play-off, il Carpi invece è appena fuori, ma non intende assolutamente mollare l'osso degli spareggi. Gli emiliani tra l'altro hanno alzato il muro qui al Cabassi, dove sono imbattuti da quasi 6 mesi, 1-3 contro il Palermo. Il Perugia dal canto suo ha il motore ingolfato, appena un punto nelle ultime 2 partite. Subito le formazioni, partiamo dal Carpi, il 3-5-2 disegnato alla fine da Antonio Calabro. C'è Colombi in porta, Pacionic, Capela e Poli in difesa, Calapai, Vernan, Baie, Jelenic e Pasciuti in mezzo al campo. In attacco giocheranno Sabbione e Melchiori. Dall'altra parte, come detto, il Perugia di Roberto Breda, 3-5-2 con Nicola Leali tra i pali, Volta, Del Prete e Belmonte in difesa, Mustacchio, Gustafsson, Bianco, il grande ex, 5 stagioni qui a Carpi, Buonaiuto e Terrani a centrocampo, Cerri e Di Carmine formano il tandem d'attacco. L'arbitro della partita Antonio Di Martino di Giulianova, anche a Carpi. Una bella serata, studio. 9 minuti e 20, Bari 0, Novara 0, Carpi. 9 minuti anche alla Cabassi, Carpi 0, Perugia 0. Avvio abbastanza equilibrato, anche se qualche istante fa la squadra umbra allenata da Roberto Breda è andata vicinissima al vantaggio con un tiro cross di Mattia Mustacchio. C'è stata una deviazione provvidenziale di un difensore in maglia bianca del Carpi, il pallone dunque è stato deviato in calcio d'angolo. Il Carpi prova in qualche modo a comandare le operazioni, soprattutto in mezzo al campo, soprattutto nei 40-50 metri centrali, ma ci sono pochi spazi. Adesso ci prova ancora la formazione emiliana, stavolta con Federico Melchiorri, che riesce a guadagnare un prezioso calcio d'angolo. Molto bella comunque la percussione dell'attaccante Melchiorri. Siamo al 10° minuto, Carpi 0, Perugia 0, La Spezia. È terminato alto, Attenzione, c'è il vantaggio del Perugia esattamente al quarto d'ora con Samuel Di Carmine, dunque cambia il parziale. Carpi 0, Perugia 1, il gol di Di Carmine. A te la linea. Carpi. Dove quindi la situazione è cambiata, adesso è avanti la formazione umbra, la squadra ospite con il gol di Di Carmine al quarto d'ora. Carpi 0, Perugia 1. L'attaccante fiorentino ha risolto in pratica una situazione all'altezza del disco del rigore, un destro a mezza altezza che si è insaccato imparabilmente alle spalle dell'estremo difensore del Carpi Simone Colombi. Per Samuel Di Carmine, il capocannoniere del Perugia, 18° centro in questo campionato. Ancora la squadra ospite in possesso di palla, stavolta con Terrani. Siamo sul settore di sinistra, Terrani si ferma, cerca e non trova la collaborazione di un compagno vicino, allora preferisce sventagliare dall'altra parte dove c'è Massimo Volta. Siamo al 17° minuto, Carpi 0, Perugia 1. 12 minuti anche al Cabassi, Carpi 0, Perugia 1, ma c'è una sola squadra in campo in questo secondo tempo, è quella di casa, quella emiliana, allenata da Antonio Calabro, che al 10° minuto è andata vicinissima al pareggio. Azione molto bella in solitaria dell'attaccante Federico Melchiorri, che si è presentato quasi a tu per tu con le ali, ha scaricato il destro che ha colpito l'esterno della rete, dando praticamente a tutti l'illusione del gol, ma il punteggio non è cambiato. Un cambio fin qui nel Carpi, dentro un paio di minuti fa Concas al posto di uno spento Calapai. La situazione, siamo al 13° minuto, Carpi 0, Perugia 1, La Spezia. Provercelli, Pescara. Il doppio del Perugia al 14° minuto, straordinario, bellissimo il gol di Gustafsson. Carpi 0, Perugia 2. A te la linea. Siamo al 19° minuto, comanda il Perugia, Carpi 0, Perugia 2 nel primo tempo di Carmine, nel secondo tempo al 14° Samuel Gustafsson. Azione molto bella, rapidissima, in contropiede, Buonaiuto ha servito Gustafsson che in diagonale ha trovato l'angolo più lontano battendo l'incolpevole Colombi. Insomma un gol bellissimo quello dell'ex centrocampista svedese del Torino Gustafsson. Adesso vedremo la reazione del Carpi. Nel frattempo nel Perugia è uscito Raffaele Bianco, tra gli applausi il numero 23 del Perugia, perché lo ricordiamo ancora, ha giocato 5 straordinarie stagioni qui con la formazione emiliana. 26 minuti al Cabassi, Carpi 0, Perugia 2. Dopo la rete del 2-0 il Perugia gioca in pratica in scioltezza, mentre il Carpi è stordito. Non riesce la squadra di casa, allenata da Antonio Calabro, a mettere insieme 3 passaggi di fila. Veramente in confusione stasera la formazione emiliana, che adesso ci prova con il nuovo entrato Garritano, anticipato nettamente da Samuel Di Carmine, che 2-3 minuti fa ha sfiorato la terza marcatura per quanto riguarda la formazione umbra. Splendida girata dall'interno dell'area piccola, con il destro il pallone ha sfiorato il palo. Insomma Perugia vicinissimo al terzo gol. Ancora il Carpi in possesso di palla, stavolta con Verna. Siamo al 27° minuto, Carpi 0, Perugia 2, La Spezia. Sì, perché l'arbitro... Attenzione, il Carpi rientra in partita al 42° minuto con il gol di Concas, dunque cambia ancora il parziale. Carpi 1, Perugia 2, il gol di Concas della linea.
Grazie Brughini. Bari 1, Novara 1, Carpi. Dove siamo nel terzo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. È un finale intensissimo perché il Carpi, come detto, è rientrato in partita con il gol al 42esimo dell'ex giocatore della Ternana Fabio Concas, che praticamente davanti alle ali ha capitalizzato l'assist molto bello di Garritano e ha fulminato l'estremo di qualche istante fa. La squadra di casa, la squadra emiliana, ha chiesto un calcio di rigore per un presunto tocco. Scusami, è finita Cittadella 0, Palermo 0, a te. D'accordo, grazie Zennaro. Dicevamo del Carpi che ha chiesto un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Mustacchio. L'arbitro però, ben piazzato, ha lasciato proseguire. Adesso siamo al 48esimo minuto. Carpi 1, Perugia 2, La Spezia. Con una doppietta personale Scusami, di Donnarumma. c'è il finale del Cabassi. Perugia batte Carpi 2-1 a te la linea. Grazie ad Antonello Brughini.